Buongiorno e benvenuti nel nuovo sistema informativo ittico-venatorio di Regione del Veneto. Questo tutorial si rivolge a imprese, enti, associazioni che rappresentano cacciatori o pescatori e che, munite di firma digitale, possono operare tramite delega degli stessi. Prima di accedere al sistema informativo ittico-venatorio è necessario essere registrati a GUSI-SIU, che è il sistema per gestire tutti gli utenti di Regione del Veneto. Digitando sul vostro computer dal vostro browser l'indirizzo cacciapesca.regione.veneto.it, atterrerete su questa pagina, dove, oltre al collegamento per GUSI-SIU, c'è la possibilità di scaricare il manuale per ulteriori approfondimenti. Iniziamo con la simulazione di prima registrazione a GUSI-SIU da parte di un'associazione di cacciatori e pescatori. Cliccando sul collegamento, andiamo sulla pagina di gestione accessi ai servizi informatici e andiamo a cercare qual è la nostra opzione. Non essendo ancora utenti registrati, andiamo sull'opzione centrale e clicchiamo sul tasto registrazione per l'accesso autorizzato. In questo modo potremo compilare i dati sia del rappresentante legale sia dell'associazione in questione. Andiamo a inserire il cognome, il nome, codice fiscale italiano sì, in qualità di, attenzione, in questo caso sceglieremo sempre rappresentante legale incaricato di soggetto giuridico delegato, perché ricordo che stiamo operando tramite delega da parte di cacciatori e pescatori. Tipo di soggetto, associazione di categoria, forma giuridica privato, codice fiscale italiano sì. Qui andremo a inserire il nome dell'associazione e andremo a inserire il codice fiscale dell'associazione o della ditta. La partita IVA non è un dato obbligatorio. Andiamo a inserire l'indirizzo con la via e andiamo a cliccare sulla lente di ingrandimento per trovare il nostro comune. In questo caso cerchiamo il comune di Venezia, il comune compare qui sotto e cliccando sulla freccia con lo sfondo verde ci riporta alla schermata precedente precompilando i campi vuoti del CAP comune e provincia. Qui andiamo a mettere l'indirizzo PEC della nostra associazione, il telefono non è un dato obbligatorio, andiamo a inserire un indirizzo mail normale, più sotto ci chiede se vogliamo ricevere l'esito dell'istruttoria di questa istanza all'indirizzo PEC che abbiamo scritto sopra oppure a un altro indirizzo. Attenzione che se scegliete di ricevere l'esito dell'istanza sull'indirizzo PEC dovete essere certi che la casella sia abilitata alla ricezione di messaggi provenienti anche da caselle di posta elettronica ordinaria. In questo caso noi comunque mettiamo di riceverlo a un altro indirizzo, quindi alla mail normale. Andiamo avanti. Chiediamo l'assegnazione di un profilo di utenza per l'accesso ai servizi per la presentazione di domande. Andiamo a cliccare per conto di soggetti che hanno conferito apposita delega, in questo caso cacciatori e pescatori. Andiamo a scegliere l'area servizi di Regione del Veneto che chiediamo autorizzazioni e abilitazioni in materia di caccia e pesca, è il primo, lo clicchiamo. Sotto area servizi non è necessario, andiamo invece a cliccare sulla lente di ingrandimento per il destinatario di questa richiesta, che è il settore sistema informativo settore primario di Regione Veneto. Clicchiamo sulla freccia con lo sfondo verde che esporta il dato e lo troviamo qui. A questo punto clicchiamo su procedi e andiamo alla schermata successiva. Questa schermata è quella dell'elenco delle utenze richieste, vale a dire tutte le persone che oltre al rappresentante legale potranno accedere al sistema. Non è questa la schermata dove inserire
i cacciatori o pescatori che hanno conferito delega. Li inseriremo successivamente. Qui, ad esempio, andiamo ad inserire un collaboratore dell'associazione. Andiamo a inserire il cognome, il nome e l'indirizzo mail del nostro collaboratore. Qualora ce ne fossero molti altri, potremmo aggiungere ulteriori righe e inserirli. Andiamo avanti, procedi. Qui andiamo a inserire invece le nostre deleghe, ovvero i cacciatori o pescatori che ci hanno dato procura e delega a operare per loro conto. Codice fiscale italiano sì, forma giuridica privato, andiamo a inserire il codice fiscale del nostro cacciatore o pescatore, la partita IVA non è necessaria, indicare nome e cognome in caso di persona fisica, andiamo a inserire il nome del nostro utente che ci ha conferito delega, clicchiamo sulla lente di ingrandimento, selezioniamo, fleghiamo qui, codice DOMCAPE sta per domande caccia pesca, presentazione di pratiche per caccia e pesca, chiudi, il dato viene esportato. A questo punto possiamo procedere o aggiungere ulteriori cacciatori o pescatori che hanno conferito delega. Qualora ci fosse bisogno, si possono aggiungere ulteriori righe e aggiungere ulteriori utenti. Ricordo comunque che questa operazione può essere fatta anche successivamente, sempre tramite GUSI-SIU, tramite la funzione utente già registrato. Andiamo su procedi, abbiamo inserito un solo cacciatore o pescatore, è sufficiente per mandare avanti questa richiesta di accesso ai servizi, la rileggiamo, andiamo a leggere l'informativa e qualora i dati siano corretti andiamo a premere su conferma richiesta. A questo punto torniamo qui sotto, abbiamo il nostro numero di richiesta che risulta essere confermata. In un certo senso la richiesta è congelata, nel senso che non è ancora stata inviata e inoltrata a Regione Veneto, ma è in attesa della firma da parte del rappresentante legale dell'associazione in questione. Quindi per fare ciò, per firmare, dobbiamo fare il download della richiesta, quindi andiamo a salvare la nostra richiesta nel nostro computer, andiamo a firmarla digitalmente con il vostro programma di firma digitale, la dovrete firmare in formato P7M e una volta firmata digitalmente la andrete a caricare tramite la funzione allegati. Qui ci chiede infatti il modello di richiesta firmato, clicchiamo sul tasto allega, lo andiamo a cercare dal nostro computer, andiamo a selezionare il nostro file P7M e andiamo a salvarlo come allegato. Essendo una simulazione non firmerò digitalmente questa richiesta, torno indietro, voi vi ritroverete qui con l'allegato firmato caricato e avrete il tasto inoltre richiesta attivo in modo da inviare la richiesta a Regione del Veneto. Una volta inviata, riceverete da parte di Regione del Veneto la protocollazione automatica della vostra istanza e una mail con la possibilità di impostare le credenziali. Una volta ricevuto tutto ciò, potrete andare, tornare nella vostra pagina di cacciapesca.regione.veneto.it e qualora aveste avuto problemi con le password o con le credenziali, vi ricordo che in calce a questa pagina ci sono i contatti per l'assistenza informatica tramite il call center di Regione Veneto e una volta ricevute le credenziali correttamente potete cliccare su Login CAS, il servizio di autenticazione centrale di Regione Veneto. Inserendo username e password entrerete nel sistema informativo ittico venatorio.
A questo punto selezionerete il vostro ente di appartenenza, cliccate su conferma e troverete i vostri cacciatori o pescatori che hanno conferito delega. Cliccando sulla freccia a destra andrete a scegliere la scrivania del vostro cacciatore o pescatore e a questo punto potrete operare per suo conto, ad esempio creando una nuova istanza in ambito caccia o in ambito pesca. Grazie per la vostra attenzione.